In realtà non avevo in programma di venire a Palmanova oggi, ma dopo vari giorni chiuso in casa a lavorare e montare video fino al limite della tendinite, ho pensato di avere diritto a qualche ora d'aria. Così, visto che questo settembre si preannuncia inaspettatamente caldo, ho preso la bicicletta e mi sono fatto qualche chilometro e sono venuto qui a Palmanova. Adesso mi trovo nei bastioni, che probabilmente fine estate non è la stagione migliore per venire a vederli, perché sono un po' bruciati dal caldo, ma per fare una passeggiatina vanno sempre bene. Adesso riprendo un pochino fiato, poi mi butto nella festa, nella rievocazione che c'è questo weekend. In realtà ci sono stato solo, penso, no, 2 volte, una o 2 volte sono stato, una volta sono stato a questa rievocazione, un paio d'anni fa, giusto una serata. C'è un po' di vento, spero che si senta abbastanza. Quindi sì, non so esattamente come sia, perché non è una di quelle che vengo a riprendere di solito, però appunto, come ho detto, non era in programma di venire qua perché in realtà dovrei essere a fare altre cose, ma ormai sono qua, facciamo qualche ripresina, facciamo qualcosa di utile. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Sono dovuto un po' scappare da Palmanova perché il tempo volge al brutto, infatti ormai è tutto bello uniformemente nero e alla fine in bicicletta sono sempre quei 40 minuti per tornare su. La rievocazione è stata molto bella, mi aspettavo tanta più gente in realtà, ma non ho capito se c'erano altri eventi in zona o qualcosa, o magari solo per il caldo inaspettato come citavo all'inizio del video. Non c'era tantissima gente, c'era abbastanza, ma non questo pienone assurdo. Comunque la manifestazione è molto carina, la battaglia è veramente molto figa, forse non chiarissima, però comunque molto bella, con i cannoni, con gli spari, comunque avete visto tutto. Giù ho anche incontrato Fabrizio e qualche altro conoscente, qualche nuova conoscenza e quant'altro, quindi comunque siamo divertiti, è passato un po' di ore. Adesso riprendo un attimino di fiato, mi faccio una doccia e si torna a montare video.